E parlando di riforma scolastica è giusto dare spazio anche ai giovani. Abbiamo un ragazzo di 16 anni, frequenta l'ultimo anno, è in terza all'ENAIP. Se la regia ci segue con una slide, l'ultima che avete in timeline, in sequenza, vediamo anche quali sono i numeri dell'ENAIP, perché parliamo di 16.000 studenti per 800 corsi, una scuola che riesce a collocare, una scuola professionale che riesce a collocare i propri ragazzi mediamente entro un anno, il 70% trova lavoro subito, che oggi non è propriamente facile. Ma noi abbiamo Adriano, sei microfonato. Salve Adriano, benvenuto qui. Intanto cosa ne dici di questo dibattito? Può essere costruttivo? Si capisce qualcosa oppure no? Sì, anche non essendo esperto di politica, per la mia età ovviamente alcuni argomenti si capiscono. Certe cose dette sono giuste e sicuramente una delle cose più giuste è stata che gli insegnanti non ci fanno pesare a noi studenti la loro situazione. La loro situazione ovviamente degli stipendi e tutto quello che ne consegue. Per fortuna non ce la fanno pesare, infatti io sono arrivato al terzo anno senza problemi e successivamente prenderò la mia qualifica. Bisogna assolutamente anche ringraziare opportunità esterne che ci vengono date come lo stage formativo e anche varie opportunità come per esempio cito adesso un progetto che stiamo facendo finanziato dalla Comunità Europea che consiste nel trovare un'idea innovativa e intorno a questa idea crearci un'impresa. Questo progetto è molto importante, l'abbiamo concluso e siamo arrivati secondi. Qual è la vostra idea innovativa? La nostra idea innovativa è una presa magnetica, dunque una presa quella lì che tutti i giorni viene usata per attaccare il caricabatterie del telefono, il frigo, il phone. Noi abbiamo pensato di rivoluzionarla usando un aggancio magnetico e un sistema che riconosce la sicurezza nell'ambiente erogando energia elettrica solo nel momento necessario. Classico esempio, per esempio, un ragazzino che va a inserire un cacciavite dentro la presa resta lì. In questo caso, invece, con la nostra presa può toccare i contatti metallici finché vuole, non c'è nessun problema. Sicurezza assoluta come nuovo standard. Per cui non c'è più la presa vera e propria con i due spinotti che entrano nei buchetti, ma è una piastra magnetica che si attacca alla parete e tramite un sistema di induzione scambia energia ad alta tensione. Oltre al progetto voi avete pensato ad un piano di impresa? Prenditi il tuo applauso perché è meritato. Esattamente, attorno a questa idea da cui siamo partiti abbiamo creato tutta un'impresa con il nostro business plan, con le nostre promozioni di vendita e con tutto quello che riguarda un'azienda completa, già avviata. Io ci tengo a sottolineare che Adriano ha 16 anni e quando si pensa ai giovani, spesso i nostri laureati, che magari arriviamo a laurearci a 30 anni, a 27 anni, perché poi le tempistiche sono un po' lunghe in Italia, forse non è necessario arrivare ai 30 anni per potersi esprimere con capacità, professionalità, perché voi avete pensato un'impresa a tutto tondo ed è forse questa la chiave, riuscire a vedere a 360 gradi, sia l'aspetto innovativo ma anche contestualizzarlo perché sia fattibile, non solo dire ma fare. Ci sta un po'? Avviare un'impresa. Microfono vicino alla bocca. Avviare un'impresa e tutto quello che ne consegue. Bene, abbiamo i docenti qua davanti, ma dell'ENAIP. I ragazzi sono bravi come sembrano? Prego il microfono. Sì, sono bravi come sembrano. Come sembrano. Una cosa importante anche ha detto Adriano, gli insegnanti non fanno pesare a noi studenti una difficoltà nel quotidiano, uno stipendio che c'è o non c'è, spesso appunto rimane fermo per tanti anni, una precarietà proprio nella tempistica, spesso erogati anche tardivamente perché l'ENAIP è rimasta indietro proprio nel pagamento degli stipendi a funzionari, a insegnanti e non solo, perché ha un percorso un po' particolare che passa attraverso la regione e questo è importante ricordarlo. Ecco che una presenza della regione è importante ed è importante anche la presenza proprio di territorio, anche di conoscenza delle realtà venete in questo caso. Certo. Io però certamente mi preme anche sottolineare gli aspetti che la Regione può fare, no? Le cose che può fare nel campo della formazione, però ci sono alcune cose che secondo me merita puntualizzare rispetto al dibattito che c'è stato fino a questo momento e vorrei siamo veloci, parliamo tutti, prego. Punti velocissimo. Velocissimo. Abbiamo parlato, come è giusto che sia, del problema del precariato e di come stabilizzare, di come viene affrontato oggi. Però io vorrei ricordare, visto che eravamo partiti dalla buona scuola, che l'impianto del DDL, nonché da dove discende il documento di buona scuola, è, come dire, qualche cosa che non è interamente, no, l'assunzione, cioè dietro questa cosa che è problematica, come è stato peraltro raccontato, che non è assolutamente, come dire, priva di criticità, però c'è un disegno della scuola, c'è un ridisegno della scuola che ha delle criticità che io vado ad elencare esclusivamente per punti, perché mi pare che non le abbiamo, non siamo riusciti a raccontarle.
Intanto veniva ricordato poco fa che non ci sono soldi nel DEF, ma addirittura nel documento La Buona Scuola era scritto a pagina 124, perché noi insegnanti ce lo siamo letto, a pagina 124 era scritto che non ci saranno soldi per la scuola, era scritto a chiare lettere, invito i cittadini ad andarlo a vedere, andare a leggere. Dopodiché voglio puntualizzare in questo DDL il problema del dirigente, no? Il problema di questi poteri e lo sgonfiamento, o meglio l'impoverimento degli organi collegiali ha un significato di smantellamento di un principio e di una prassi nella scuola, che è quella prassi che produce esattamente questi esempi virtuosi come quelli che avete raccontato, perché la didattica si fonda sulla collegialità. La didattica si fonda sulla cooperazione, fior di docenti ma anche di studiosi ci insegnano sulla base dell'esperienza che si produce e si costruisce cultura e formazione sulla base di cooperazione e collegialità. Questi due principi fondanti sono messi non solo in discussione, sono sottratti e sono eliminati da questo DDL. Che tra l'altro, visto che si è parlato tanto di merito e che ci si riempie la bocca di merito ad ogni passo spinto, beh, il merito è calcolato dentro la buona scuola esclusivamente per un numero, non si sa bene sulla base di quale calcolo sia stato fatto, che soltanto una percentuale minimale degli insegnanti potrà accedere al merito, cioè potrà accedere a quella carriera. Sulla base di cosa? Un 5%. Sulla base di che? E gli altri non contano nulla, non valgono nulla, non hanno fatto nulla, non hanno fatto corsi di formazione, non si sono formati. Cioè, dentro questo DDL, mi preme dirlo perché è importante, ci sono davvero una somma di criticità che smantelleranno un principio fondamentale che è quello che dicevo prima e che serve a fare bene l'istruzione e che serve esattamente a come principio fondamentale lo studente al centro. Che lo studente non ci fosse nel documento La Buona Scuola, che gli studenti non siano presenti in quel documento, ce la dice lunga, che gli studenti non potranno fare nulla poi nella scuola, perché se gli organi collegiali vengono smantellate anche le presenze, il protagonismo degli studenti. Meritocrazia vuol dire anche valutazione, valutazione degli insegnanti, valutazione dei presidi. Avvocato Menorello, prego. Ma io dico però che ci sono anche alcuni elementi che possono essere interessanti, perché è pur vero che in Italia le riforme della scuola sono state tantissime e la scuola non è mai cambiata. Ecco, probabilmente da subito questa reazione fortissima farà sì che anche questa, temo, rimarrà una riforma mancata. Ma alcuni aspetti invece di interesse ci sono e credo che su questi varrebbe la pena che il dibattito sia non pregiudiziale. Per esempio, quali? Una certa maggior attenzione al rapporto col mondo del lavoro. Gli esempi bellissimi dei ragazzi dicono che questa è un'intuizione giusta, mi pare che sia presente in questa proposta e va valorizzata. È stato detto il soggetto della scuola è lo studente, quindi come lo studente può ritrovare un percorso di formazione e di cultura e di educazione. Da questo punto di vista cercare che non sia tutto centralizzato può essere un terreno su cui ragionare. Certo, se poi anziché avere lo Stato che decide tutto o il preside che decide tutto, anche questo non serve. A me pare per esempio che ci sia troppo poco spazio per il ruolo dei genitori, e lo dico anche da genitore, ci vuole più dialogo, cioè se lo studente è al centro, se si può dialogare nel merito. Questo mi pare che sia assolutamente assente, pur diciamo dentro una petizione di principio giusta. E poi io ritengo che la scuola, come in tutta Europa, deve essere una scuola pluralista e quindi apprezzo che si siano introdotte alcune, benché minimali, detrazioni per le scuole paritarie che svolgono ugualmente un servizio pubblico, perché c'è questo grande equivoco di lettura della Costituzione. Pubblico non è ciò che viene fatto dallo Stato o da un ente dell'amministrazione, ma è il servizio che viene reso e quindi il diritto che i genitori hanno di poter scegliere un'educazione per i propri figli oggi è totalmente compresso in questo Stato, perché di fatto solo chi ha un reddito adeguato
può scegliere la scuola. E quindi ci vuole più offerta formativa, la parziale, benché minima, detraibilità delle rette e delle paritarie comunque è un segnale che va apprezzato. Quindi ci sono moltissime criticità, ma c'è anche qualche aspetto positivo, per cui io credo che anziché la piazza e il muro contro muro si prosegue in un confronto che non deve essere né retorico da parte del governo né pregiudiziale da parte di chi vive la scuola. Prego, se si presenta e ci dice chi è, se rappresenta... Massimiliano Ferrati, sono un dipendente pubblico, un giornalista e sono anche nell'esecutivo del PD cittadino. Io volevo fare una riflessione molto serena. Dopo questa trasmissione in cui si è un po' assistito anche con toni forse eccessivi a volte a un Renzi contro tutti, se io venissi da Marte e appunto avessi assistito a questa trasmissione avrei avuto l'impressione che Renzi abbia ereditato un paese all'avanguardia sul piano mondiale e invece l'abbia piano piano portata a un paese pieno di criticità. Invece mi pare che prima dell'avvento di Renzi l'Italia fosse sull'orlo del baratro, con persone depresse, sfiduciate, con una richiesta a gran voce alla politica, di fare le cose, di non parlarsi solo addosso, di non promettere di non fare, di essere vicini ai reali bisogni del Paese, alle urgenze, alle necessità del Paese. Dopo le elezioni europee, non io, 40% degli italiani, o giù di lì, ha dato a Renzi la fiducia, la propria fiducia, con un preciso mandato, che è quello di migliorare l'Italia, di trasformarla in un paese moderno. Ora, giustamente la politica è un chiaro segnale politico, adesso non siamo bambini, è un chiaro segnale politico. Cosa? Decidi tu quello che conta. Le riforme, no, se posso finire, se posso finire il concetto, tutti, prego. Le riforme, l'Italia ne aveva bisogno come il pane, di una legge elettorale che garantisse governabilità, ne aveva bisogno, di una scuola funzionale e moderna all'altezza delle scuole europee, ne ha bisogno, di una riforma del mercato del lavoro, di un contratto a tempo indeterminato che garantisca fiducia alle famiglie. Chiarissimo. Ciambetti, lei passa il microfono gentilmente all'insegnante. Pochissimo. Oggi noi siamo a quei livelli. Il documento di Confindustria scrive, nel documento di Confindustria c'è scritto che i nostri studenti, che la formazione in Italia è ai livelli OCSE. Quindi di cosa state parlando? La buona scuola la stiamo facendo noi, anche se non ci paga, la stiamo facendo noi, non voi la distruggerete la scuola, la state distruggendo, come distruggete la democrazia in questo paese. Tu appoggi il PD, avete una responsabilità che è pazzesca, vi state assumendo una responsabilità, un partito democratico che si sta assumendo una responsabilità allucinante, sta minando la democrazia in questo paese, dalla scuola allo Stato. Invito chi vede tutto Una alla volta, prego Ciambetti. Questo ottimismo, guardare i dati OCSE sul PIL dell'Italia, siamo il peggior paese al mondo, quindi per favore questa aureola messa in cima. Tornando, mi permetto, alla cosiddetta buona scuola e tornando sempre al ruolo della Regione. Noi abbiamo fatto presente al governo Renzi che nel progetto di legge non si parla assolutamente dei sistemi di istruzione regionale e professionale che portano ad esempio il Veneto ad avere il tasso di dispersione scolastica fra i più bassi presenti a livello europeo, non solo italiano. Quindi il lavoro che fanno appunto gli istituti di formazione professionale, che comunque volenti o nolenti con purtroppo alti e bassi e purtroppo con il patto di stabilità che non ci permette di dare i soldi in maniera continuativa e chiara, abbiamo 1,3 miliardi in cassa e non possiamo spenderlo ad esempio per cose come queste. Abbiamo appunto un sistema scolastico, grazie soprattutto ai professori che ci mettono l'anima e l'impegno, che dà risultati, come diceva anche chi mi ha preceduto, a livelli assolutamente di eccellenza europea. Quindi queste cose non previste nel disegno di legge andrebbero perlomeno ascoltate da chi queste cose sul territorio le vede e le gestisce.
Posso Certo, gentilmente? prego. Assolutamente, Sono signora. Loredana Telese, una Professoressa. docente precaria. Di precariato ne abbiamo parlato e penso che non è il caso di ritornarci. Leggo gentilmente un articolo della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia numero 129, sabato 2 giugno 1923. L'articolo 27 recita: le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono scelti e conferiti dal preside, firmato Mussolini. Quindi un attimo soltanto e concludo. Io sono fermamente convinta come insegnante, come donna, come mamma, che quando in uno Stato si attacca la cultura e si attacca la scuola, si attacca la democrazia. Grazie. Un attimo solo, la faccio intervenire. Prego. Io faccio un discorso da genitore. Un attimo. Non so un se attimo. funziona. Prego, certo che funziona. Lei parla e a casa la sentono. Prego. Perfetto. Faccio un discorso da genitore. Rispetto al passato recente, non molto lontano, ho un figlio che ha 30 anni e quindi sono relativamente fresco di esperienza scolastica genitoriale. Lo tenga vicino alla bocca, perfetto. Mi sembra che si stia facendo una visione del passato della scuola, come dire, fantastica, perché io invece ho avuto, come molti altri, penso, esperienze negative nella scuola, molto negative rispetto agli insegnanti, molto relative rispetto alle strutture, molto negative rispetto alla capacità stessa degli insegnanti. Questi insegnanti che questa sera ho sentito osannare, per carità, sono tutti bravissimi, Microfono vicino alla sono bocca, tutti bravissimi, se no non lo sentono. ma ci sono moltissimi casi in cui non sono bravissimi, anzi sono estremamente negativi e con il potere che hanno nell'educazione dei figli sono stati estremamente e sono inamovibili, non c'è nessuna responsabilità da parte degli insegnanti che hanno fatto danni nella scuola italiana, sono ancora lì, sono al massimo trasferiti da qualche altra parte a fare altri danni. Questo è il problema di fondo. Gli insegnanti non accettano nessun tipo di valutazione, nessun tipo. Quando si comincia a parlare di valutazione, quando si comincia a parlare di metodo, quando si comincia a parlare di dire è una bufala, non è una vero, bufala, un non è accidente, vero. è una bufala, un accidente, signora, è una bufala, un accidente. Le posso citare infiniti casi di insegnanti che non fanno, che non sono preparati, che trattano male i figli, che fanno scarse preducazioni. Ce ne sono a decine di casi del genere, di gente che ne fa di tutti i colori e che non è possibile spostare, non è possibile Quindi mandare a lei far dice la danni. Al massimo valutazione va è a finire in biblioteca, questo è il problema. Adesso finalmente c'è un tipo di valutazione come in tutte quante le situazioni. Allora, noi la valutazione l'abbiamo già queste vostre impossibilità. Voi non riuscite ad accettare questo tipo di problema. Un insegnante per tutti, perché purtroppo non c'è tempo. Solo due parole. Informo il signore Prego. della mia scuola, ma come tante altre, Sì. già da 4 anni. Dove gli insegna alunni- lei, mi scusi? Pietro d'Abano, l'alberghiero, Sì. Ipisar. Ok, già da 4 anni gli alunni a maggio valutano noi docenti e noi di conseguenza valutiamo il dirigente, ma ci sono dei criteri, non come quelli ben menzionati nella buona scuola. Ok? Per questo noi docenti di seconda fascia, che siamo il motore della scuola, che da 10-12 anni insegniamo, ok? E siamo tutti abilitati, con il nuovo disegno di legge rischiamo di rimanere fuori. Noi questo chiediamo, noi siamo già la buona scuola, siamo già dentro, non dobbiamo entrarci. Questo che vogliamo capire noi dal buon Renzi, cosa vuole farne di noi. È ben chiaro? Sarebbe semplice, un piano d'assunzione di 3 anni. Un'informazione perché è giusto. Prego. Con la legge Brunetta Sì. il preside ha già allargato i poteri. Sì. Può fare
esattamente quello che lei richiede, perché come in ogni ambito di lavoro È è del chiaro che 94. c'è una percentuale, come in ogni ambito di lavoro, ma è responsabilità della comunità educativa di individuare quando ci sono delle criticità. Se questo non viene fatto, è responsabilità dei presidi, è responsabilità della comunità educativa, ma esistono già gli strumenti, non è vero niente che non esistono, così come non è vero niente, ed è il caso di dirlo, Allora che non gli vengono insegnanti applicati. non vogliono essere valutati, che gli questo insegnanti non non è vogliono essere affatto valutati. vero, non è vero, e lo rivendico, perché tutti gli insegnanti, noi insegnanti vogliamo essere valutati, sono decenni che vogliamo essere valutati, perché vogliamo anche essere retribuiti in modo adeguato. Questo Chiaro? sì, questo valutati e retribuiti in modo Chi adeguato. dice che non Questo vogliono sì. essere valutati gli insegnanti? Si presenti, ENAIP? Domenico Poggiana, ENAIP Veneto, però non voglio intervenire sulla formazione, è già stato detto. Io parlo come genitore, mi allego al suo discorso e parlo come genitore. Mio figlio fa il liceo classico a Cittadella e le dico che quando vado a parlare con la professoressa di matematica non si riesce a trovare veramente, non si riesce a trovare una discussione. Il compito è quello, il sistema di apprendimento è quello e non si discute. Ma sono casi rari, cioè, non si discute. No, scusate, io voglio dirvi un'altra cosa. Siamo in un momento in cui io parlo, voi ascoltate, non vi ho mai interrotto. Questo è anche un motivo di democrazia e di tolleranza. Voi siete abbastanza agitati, tutti abbiamo i nostri problemi, però dobbiamo rispettarsi. Dobbiamo rispettarsi. No, io signora sono dell'ENAIP, sono 6 mesi, lo sa l'assessore, noi abbiamo aspettato i soldi 6 mesi, siamo sempre stati zitti, abbiamo fatto il nostro lavoro, la testimonianza del mio allievo che non abbiamo mai, abbiamo fatto il nostro lavoro, siamo sempre stati al nostro posto. La capisco che essere senza lavoro è una cosa difficile, però anche noi sappiamo quello che si prova. Volevo fare una domanda all'assessore e quindi anche ai futuri candidati che ci andranno a governare. Prego. Fra un mese mi auguro insomma, che sia una persona che ha il presidente che vinca, sia una persona che porti avanti il tema della formazione a cui è messa a capo. Perché questa benedetta stabilità sul patto sulla formazione non si pensa di toglierlo? È un problema del governo o è un problema Perlomeno nazionale? è dal 2013. Finisco la domanda. E nel futuro chiedo a tutti i candidati cosa si vuole fare? No, scusa, era dal Patto di stabilità. 2011, dicembre Ci ammetti, 2011 giro che veloce. chiediamo di togliere certe spese dal patto di stabilità e la formazione, visto anche la delicatezza sociale che ha, era una delle richieste che coralmente tutte le regioni hanno fatto. Il problema è che la Ragioneria dello Stato ci dice non è possibile per un volume così grosso di risorse toglierla dal patto. Il problema è anche il tetto di spesa che ha ogni regione. Noi come Veneto abbiamo 312 euro pro capite, la Basilicata 960. Non c'è parità a livello nazionale fra quello che una regione può fare e quello che può fare un'altra. Assolutamente. Quindi su questo non va Minorello? bene. La domanda penso fosse, e condivido, una domanda opportuna con cui anche chiudere un po' questa trasmissione, prego. Sulla domanda del Sì. genitore, credo che dica quanto siano importanti le riforme vere, per esempio quelle che applicano i costi standard, che danno un po' più di equità e tolgono queste ingiustizie come quello di penalizzare chi lavora e anche le regioni più virtuose rispetto Certo, il 5 Stelle, peraltro una richiesta di ascolto da parte dei genitori verso gli insegnanti, quindi un dialogo anche dentro la scuola, non solo nel costruire la buona scuola. Sì, sicuramente mi fa piacere che ci siano già delle proposte di legge che vengono presentate attraverso consultazioni, che è esattamente quello che facciamo noi, perché ogni volta che noi presentiamo qualcosa poi la mettiamo online e la discutiamo. 100.000 firme, vero Salmaso? Un secondo per il signore, il patto di stabilità e crescita deriva dal patto di stabilità europeo, ce l'abbiamo sul groppone e a meno che il governo non vada a battere i pugni a Bruxelles non c'è questione che una regione possa fare niente. Salmaso, abbiamo un attimo approfondito un tema, abbiamo spiegato soprattutto a casa un po' di più che cos'è questa riforma e quali sono le alternative. Per me l'alternativa in questo momento sarebbe una sola ed è quella che viene richiesta sostanzialmente da tutte le parti che in qualche modo hanno cercato di interloquire. I tempi sono stretti, l'ha detto, non lo dico io, lo dice l'ex ministro Carrozza che oltretutto è dello stesso partito. In questo momento, se nel giro di pochissimi giorni noi non chiudiamo la parte che riguarda l'assunzione dei precari, i precari non verranno assunti a settembre, non ci sono i termini tecnici. Sì. Quindi stralcio del pezzo che riguarda le assunzioni dei precari.
Secondo, discussione fatta come Dio comanda e non con tempi blindati e impedendo alle persone che devono portare emendamenti che questi vengano discussi di tutto il resto del disegno di legge. Ma che sia una discussione, perché purtroppo le indicazioni che ci vengono dal Premier Renzi quando parla e dal Ministro Giannini non vanno in questo senso, nel senso che dicono questa è la nostra riforma, noi faremo qualche leggera modifica, ma questa è la riforma, non mi pare esattamente il piede giusto per partire per interloquire. Coletti. Sì, giusto per rispondere alla domanda, esattamente. Allora, come è stato detto, il patto di stabilità finisce per gravare sugli enti locali e sulle amministrazioni e proprio per gravare esattamente su quei settori dove non deve gravare, sulla scuola, sulla formazione, ma anche sul welfare, ma anche sulla sanità. E quindi noi nel nostro programma esattamente centriamo quel tema, No, ma noi lo dobbiamo fare. Siamo in par condicio, vale per Scusi. tutti. Il tema fondamentale è andare a correggere questa stortura e lo si deve fare, è già stato detto, ma è inevitabile così, lo si deve fare attraverso un coinvolgimento di tutti gli attori in campo, compresa la comunità europea. Quello che può fare una regione, per un'amministrazione, è cominciare a utilizzare meglio anche le risorse e drenarle forse da quelle cosiddette grandi opere che ci stanno drenando risorse, invece magari andare a investire su ciò che serve davvero nelle nostre comunità, quindi la scuola, ma anche il welfare, ma anche una sanità che sia il diritto alla salute per i cittadini. Favero. Ma uno Stato fallito che ha 2.200 miliardi di debito pubblico penso difficilmente troverà delle risorse per investire anche nella scuola, ahimè. Il Veneto invece dal canto suo ha un residuo fiscale di 20 miliardi che è costretto a regalare a questa classe dirigente che è governata da burocrati, da boiardi di Stato e non certamente da politici. Allora con un Veneto indipendente sicuramente avremo scuole migliori e insegnanti pagati per quello che fanno e giustamente devono essere pagati di più, anche perché potrebbero dare molto di più e i nostri studenti finalmente potrebbero trovare lavoro nelle nostre aziende e non essere costretti per forza di cose, non per scelta, ad andare all'estero magari a fare i camerieri a Londra e poi qualcuno dice beh ho mio figlio che è andato a Londra, sì, a fare il cameriere però. La riduzione e l'azzeramento del patto è uno degli obiettivi del governo del prossimo triennio. Quest'anno noi abbiamo fatto una manovra che ha comunque allentato il patto nei confronti dei comuni, insomma ce lo riconoscono i comuni, non è ancora sufficiente, lo dico subito, ma è stato l'unico esercizio possibile. Noi abbiamo l'obiettivo che entro il 2017 di allentarlo partendo da delle priorità. Noi ne abbiamo messe due nel taccuino dell'Europa, il dissesto, cioè il grande tema del dissesto del nostro paese, e la scuola, gli investimenti nella scuola, sia materiali che immateriali, quindi sia nel personale che nelle strutture. Io chiudo però questa discussione dicendo che io ho avuto la fortuna di fare il sindaco prima di entrare in Parlamento e da sindaco ho avuto sempre un ottimo rapporto con i dirigenti scolastici. Io non credo che i bravi dirigenti scolastici, che sono la maggioranza, i bravi insegnanti, che sono la maggioranza, debbano avere paura del merito della valutazione. Io credo invece che un principio di responsabilità, però vedete, se ci sono, allora se la risposta è sempre che c'è già tutto, ma perché siamo in questa situazione, mi chiedo? Ma perché se va tutto bene? Chi è che dice che la scuola va male? Siete voi a dirlo? No, allora siete smentiti dai dati europei, però perfetto. Ogni tanto guardate però ti devo chiudere i microfoni. Io non riesco mai a chiudere un ragionamento e è veramente lascio parlare finché dice ballo. No, io non sto dicendo bugie, io sto dicendo che ci sono 500.000 precari detto dai sindacati, non da me. Allora, questa situazione la prendiamo in mano oppure no? Dobbiamo prenderla in mano e ci stiamo prendendo questa responsabilità, cercando però di non fare come nel passato l'ennesima sanatoria che probabilmente rende ancora più confusa la fase successiva, cercando di fare una riforma organica. È per quello che vogliamo portare a termine nei tempi prestabiliti il disegno di legge, le assunzioni che dobbiamo fare e un progetto di scuola complessivo. Io da sindaco non avevo paura di un rapporto
anche rispetto a una piramide organizzativa della scuola, e quando con la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo abbiamo messo in campo, abbiamo fatto dei progetti mettendo a posto dal punto di vista delle infrastrutture le scuole, facendo la scuola media digitale, facendo tutto con le quelle si viveva. Allora io credo che dobbiamo veramente essere un po' liberi anche da questa paura rispetto a creare anche degli strumenti organizzativi. Chiudo dicendo, io posso chiudere non parlando, io non posso chiedere dentro la cooperazione. Ma riusciremo ad assumere per tempo questi insegnanti? Io chiudo non parlando, posso chiudere non parlando della scuola? Posso chiudere non parlando della scuola? Perché uno dei grandi temi dei miei cittadini è ed era l'ufficio tecnico. A capo di un ufficio ci deve essere un team, e tutti criticano gli uffici tecnici dei comuni, no? Perché io sono un amministratore, mi piace ritornare tutti i lunedì nel mio comune, e lo faccio perché voglio rendermi conto. E quindi parlo dell'ufficio tecnico, non della scuola. E i cittadini mi chiedono, ma chi è che firma, chi ha la responsabilità? Ma qual è il team di geometri che mi valuta il mio progetto permesso di costruire? Allora, nella pubblica amministrazione, o noi riportiamo la calma nel fare delle riforme, in cui sia chiaro che c'è una squadra che lavora, ma che poi alla fine c'è qualcuno che decide e che si assume le responsabilità, oppure la pubblica amministrazione in questo paese resterà sempre schiava della confusione. Sto parlando dell'ufficio tecnico, non della scuola, ovviamente. Sto parlando dell'ufficio tecnico del mio comune, che sono bravissimi tutti, che hanno dovuto studiare ingegneria e poi fare un concorso, che hanno dovuto studiare geometria e poi fare un concorso, che io li ho sempre obbligati a lavorare in team, ma alla fine il caposettore doveva firmare il permesso di costruire. Allora io dico questo non deve spaventare. È un rapporto onesto che dobbiamo avere con i cittadini. E con allora, nella scuola io non ho parlato della scuola in questa fase, ho parlato di un'organizzazione del pubblico impiego che è importante. E allora non c'entra niente. Assunzione di responsabilità. E allora non c'entra. Politica al pubblico impiego. E non deve spaventare il pubblico impiego. Io sono anche un dipendente pubblico. Dopo mezz'ora che continui a parlare, perché dopo alla fine. Responsabilità su più livelli. Un'assunzione di responsabilità su più livelli anche da parte della politica, proprio di fronte a queste esigenze. Io credo di che solo pensare che la scuola funziona in questo momento è un miracolo. E che ci sia un governo che prende in mano tutto e cerca di sistemarlo è un altro miracolo. E credo anche un altro aspetto, che il governo deve ascoltare un po' di più, ma anche la base deve ascoltare un po' di più. Che la scuola funzioni è un grosso dubbio, che riesca a portare a un certo livello diversi studenti, non c'è dubbio, però la scuola in questo momento non sta esprimendo il meglio. Perché? Perché c'è tutto un problema economico, c'è un problema didattico, una riforma didattica sostanziale. E oggi la scuola, io ne ho visto delle grandi trasformazioni, dalla riforma Gentile a oggi come organizzazione della scuola. È rimasta la stessa, cambiando e cercando di immedesimarsi nel momento storico, quindi col cambio di talune conoscenze, ma sostanzialmente è rimasta la vecchia scuola. Bisogna cambiarla. Ci ha provato l'onorevole Gui, parlo degli anni 50. Noi facemmo all'università, un carro mascherato si usava a quell'epoca e scrivemmo siamo in un mare di Gui invece di guai, no? Ecco, successivamente sono venuti altri riformisti e definitivamente la Gelmini ha fatto capire che la scuola non serve a niente e quindi ha decapitato una parte dell'istituto scolastico. Oggi c'è un tentativo di ricostituire questa cosa. Io dico che la meritocrazia all'interno della scuola è stata decapitata negli anni 60 e fu il movimento scolastico del 68 a dire non vogliamo più essere giudicati dai presidi, ma perché si era creata una situazione di vessazione nei confronti di coloro che volevano effettivamente cambiare la scuola ed era l'indomani della riforma di Gui. Tutto questo panorama, se non ci mettiamo d'accordo e abbassiamo un attimo i toni e non possiamo sempre trasformare tutto in uno scontro, forse riusciamo a farcela. C'è un aspetto però, il pianeta scuola è un pianeta infinito ed è un pianeta che ha in mano la nazione, più della politica, più di qualsiasi altra istituzione, perché crescono le teste dei bambini.
si creano i futuri professionisti. Ricordiamoci noi quando eravamo giovani che avevamo speranza di arrivare, di fare, di creare. E abbiamo degli esempi qui, un ragazzo che lavora all'interno di un istituto che coniuga il sapere con il fare, cosa che negli istituti scolastici italiani non c'è. E questo è una delle cose che va portata avanti. I laboratori non sono una fattispecie inferiore all'istruzione frontale, ma sono sostanziali se sono fatti bene. Allora tutta questa situazione va fatta con coesione e coraggio e sacrificio. È chiara una cosa, che noi abbiamo ereditato 70 anni di gestione di una scuola sempre più alla deriva. E voi siete le vittime e chiaramente in una scuola dove la meritocrazia è stata abbandonata, come tutto l'istituto di questo Stato, sono cresciute anche delle situazioni critiche e vanno riviste. Una cosa che io credo e ho percezione che anche i genitori devono mettere la parte loro, perché spesso i genitori sono contro la scuola o sono contro gli insegnanti perché non riescono a capire che all'interno di questo istituto scolastico ci sono delle grandi difficoltà. E ammiro gli insegnanti che per così poco si impegnano così tanto. Perché, come dire, un chirurgo che lavora nel cervello della gente dice ti do 1.200, 2.000 euro, poi sei precario perché ti posso anche cacciare via, poi se ho bisogno ti chiamo. E dice, ma io ho un lavoro molto delicato da fare, apro il cervello, ci metto dentro delle cose e se le metto sbagliate faccio un danno definitivo, non al singolo ma alla nazione. Allora queste cose qua bisogna pesarle, ma tutti insieme. Ed è giusto che ci sia la discussione, perché la discussione anima quelli che sono i sentimenti e le necessità ed esprime ciascuno di voi. Però poi alla fine, tutti insieme, Renzi in testa, bisogna andare avanti. Io su queste parole vi ringrazio tutti i presenti per essere intervenuti. Ci sarà un altro appuntamento, parleremo ancora di scuola perché il tema è aperto ed è importante, quindi rinnovo l'invito a chi è a casa, a chi vuole partecipare ci scriva e a tutti i presenti parleremo ancora di scuola. Grazie a tutti.